E il risultato delle primarie del centro-sinistra, gli interrogativi aperti del centro-destra, ben presenti anche tra gli scranni di Palazzo Ferrofini. La politica veneta non resta a guardare, vediamo. Certamente è stato un successo per lei, che dal 2010 guida il gruppo del PD a Palazzo Ferrofini, lontanissima dai voti di Bersani e Renzi, ma era la sola donna candidata, ha girato l'Italia, ha avuto visibilità, costruito rapporti. Insomma, per Laura Puppato le primarie sono state un sicuro investimento politico. I consiglieri del PD, che non erano schierati con Renzi, sottolineano il significato della grande partecipazione e guardano al ballottaggio. Emerge anche, oltre a Bersani, anche la figura di Matteo Renzi, come una figura che non diventa solo un pungolo oggi, ma diventa una vera e propria proposta politica di cui il partito e Bersani stesso dovranno tener conto. Ha vinto sostanzialmente Bersani nel momento in cui ha voluto queste primarie e credo che sarà anche una bella sfida per la prossima domenica. La partecipazione alle primarie del centro-sinistra chiama in causa anche gli altri schieramenti. Insomma, diventano un modello cui guardare, soprattutto mentre tornano in bilico quelle annunciate dal Popolo della Libertà. Io auspico che in tutti i partiti, in tutte le coalizioni si riesca a fare una cosa del genere, perché è l'espressione popolare rispetto agli apparati burocratici che esistono in tutti i partiti, purtroppo. Il Partito Democratico ha fatto le primarie, ora si va al ballottaggio e il PDL che fa? Direi che in qualche misura ci danno una lezione. Oggi, con quello che stiamo facendo nelle ultime settimane in particolare, rischiamo di non essere più un punto di riferimento per nessuno. E quindi io credo che dobbiamo darci da fare immediatamente, perché gli elettori in Italia e in particolare nel Veneto si aspettano di avere dei riferimenti certi. La cronaca, a Vicenza in aumento furti e assalti in villa, 4 bande solo nelle ultime settimane. L'ultimo caso, quello di un'anziana donna